E siamo, amici, a Romagnano, alla presentazione della squadra agonistica ciclistica del gruppo sportivo romagnano, che come sapete quest'anno gareggia su due fronti, categoria allievi con quanti ragazzi? Con 5 mi pare, e con 6 juniores. 11 ragazzi in campo a rappresentare questa società, così ormai io la definisco antica, perché vi ricordo che la prima affiliazione del Romagnano è stata fatta nel 1967. Pensate un po' che società antica qui in provincia di Massa è il Romagnano. Poi negli ultimi anni naturalmente ha sviluppato il settore giovanile, soprattutto in riferimento agli esordienti e agli allievi, e quest'anno si cimenterà per la prima volta anche nella categoria degli juniors. È con me il factotum, che rappresenta il settore tecnico, rappresenta un po' anche la dirigenza. Matteo, ecco Matteo, le tue impressioni di questa bella mattinata e le impressioni naturalmente per la stagione che sta per iniziare. Sì, diciamo che le impressioni sono delle migliori. È stata una bella mattinata qua nel centro di Romagnano, hanno partecipato tanti amici, tanti sponsor, tante persone che guardano con affetto questa società, che il prossimo anno sicuramente si appresta a fare un bel salto di qualità anche con la categoria juniores, che diventa una categoria internazionale. Pensiamo di aver allestito due ottime squadre, sia della categoria allievi che della categoria juniores. Io devo ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono, oltre ai classici sponsor che ormai ci accompagnano da anni, anche nuovi sponsor, a iniziare da Salvatori, a iniziare da GB Nautica, e soprattutto anche sponsor tecnici come MAT, che è un'azienda alimentare che fa parte del gruppo A&D, è un'azienda a livello nazionale che curerà l'alimentazione dei nostri atleti, dalla pasta agli integratori, a dimostrazione dell'ottimo intervento che sta facendo nel ciclismo con il gruppo ciclistico romagnano. Devo ringraziare per questo la signora Daniela Guerrieri, che è responsabile territoriale per Matt and Diet, e siamo contenti di questo rapporto che si instaura a partire dal 2012, anche grazie alla categoria juniores. Gli altri sponsor che bisogna ringraziare sono Salice Occhiali, che ci fornisce dei caschi e occhiali per la stagione Ventura, e Sidi, che ci mette a disposizione la componentistica e le calzature di cui gli atleti occorrono. Niente, gli altri sponsor sono sponsor soprattutto commerciali, a cominciare da GB Nautica, che si occupa di imbarcazioni di alto livello, a Valentino Abbigliamento, che svolge attività nella città di Massa, a Onoranze Funebri Salvatori, che appunto anche è un'azienda territoriale qua di Massa, e l'Impronta, che a livello nazionale è una delle maggiori aziende per stampe e etichette. È una stagione che si presenta sotto i migliori auspici. Naturalmente tu sei un ottimista per natura, ti ho sentito quando presentavi i ragazzi, però tutto sommato fai bene a credere in quello che hai detto e fai bene a pensare che possa essere una stagione degna del nome di questa società. Io credo in quello che facciamo, perché lo facciamo con passione. I ragazzi lo fanno con passione. Tutte le persone che sono coinvolte in questo progetto lo fanno con lo spirito e con la volontà di migliorarsi sempre, e quindi, come ho detto prima, la forza di volontà è la più importante energia che possiamo avere, e quindi qua a Romagnano non manca. Grazie a te, naturalmente noi ci rivediamo poi sulle strade di Massa e non solo di Massa, e adesso io vorrei presentarvi uno degli sponsor più importanti, il signor Salvatori. Venga Salvatori. Allora, intanto, si è avvicinata a questa società, da quanti anni fa lo sponsor? Noi, diciamo che Romagnano è la prima nostra esperienza, però la nostra società diciamo, si rivolge spesso a contributi verso il mondo dello sport, quindi da anni siamo vicini allo sport in generale nel nostro territorio. Da quest'anno abbiamo iniziato questa esperienza con passione, quindi speriamo che prosegua nel tempo. Ma io penso che l'abbinamento è perfetto. Il Romagnano è una società di tradizione, è una società di persone serie soprattutto, che portano avanti con grande passione, con grande amore il ciclismo qui
in massa e non soltanto, pertanto io penso che con lei abbiano trovato anche uno sponsor degno di tanta altra fiducia e degno di questa grande collaborazione. La ringraziamo a nome del Romagnano, grazie. Siamo con Fabio Vullo, è un Vullo a massa in istituzione, no? Tu tanto ti sei definito orgoglioso di essere massese, questo ti fa onore, no? Davvero, tu che sei un po' il simbolo dello sport massese, lo sport che si è evoluto in questi lunghi anni, non sei vecchio per carità, però le tue partecipazioni nella pallavolo nazionale e internazionale risalgono a qualche anno fa. Sì, ormai sono passati un po' di anni. Sono orgoglioso di essere massese, è vero. Dopo tanti anni di attività sono tornato, ma è vero, sono tornato e molto molto volentieri. Credo di essere stata una persona fortunata perché il girare mi ha aperto un po' la testa, mi ha dato delle opportunità di valutare altri posti, altre culture, altre persone e sono tornato volentieri a Massa. E questa esperienza, scusami ti tolgo il microfono, ma l'esperienza di questa mattina, come l'hai vissuta e come la vivi e perché sei qui soprattutto? Come massese naturalmente, ma anche come delegato a rappresentare il comune, mi pare, no? Sì, sono qua come delegato a rappresentare il comune, ma principalmente e fondamentalmente sono qua come Fabio perché mi sento molto vicino a chi, come questa società, in un quartiere particolare come Romagnano, riescono ad attivarsi per creare le condizioni affinché i ragazzi possano avere un percorso formativo, educativo attraverso lo sport e che poi possano avere anche, se ne hanno la possibilità, delle grandi soddisfazioni anche a livello agonistico. Arrivare magari a dei traguardi che tu hai attraversato nel corso della tua splendida carriera agonistica e sportiva. Ma guarda, io mi sono ritrovato